tragedia a Bosco Chiesanuova nel Veronese, auto con 6 ragazzi a bordo finisce in una scarpata, muore una ventenne e gli amici gravissimi. Centinaia all'alba hanno occupato il red carpet della mostra del cinema, una globale attivisti dall'ambiente da tutta Europa per protestare contro i cambiamenti climatici controllati a vista dalle forze dell'ordine. Si spacciavano per medici o funzionari INPS e derubavano gli anziani, 3 malviventi arrestati dai carabinieri, numerose vittime in tutto il Veneto. Lunedì sera alle 21:15, puntata da non perdere a Ringa, ospite il governatore Luca Zaia per parlare delle sfide del Veneto dei prossimi mesi, a partire dal braccio di ferro con il nuovo governo sull'autonomia. L'anno scolastico al via, problemi di mancanza di aule e carenza di docenti. Su questo punto in Istituto Tecnico Trevigiano si è trovata una soluzione d'emergenza. Ieri sera a Jesolo la finale di Miss Italia, incoronata Carolina Stramale, lombarda ma con origini nella Marche. Al terzo posto la padovana Sevmi Fernando, una rivincita dopo gli insulti razzisti sui social. Fino al 6 ottobre in mostra a Palazzo della Borsa a Treviso la mostra multimediale dedicata al basket NBA, cimeli, maglie storiche e video per entrare nel mondo delle stelle USA. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque è ancora una volta la cronaca ad aprire il nostro telegiornale, la cronaca di un tragico incidente stradale con una vittima giovane, giovanissima, una ragazza di appena 20 anni che è finita in una scarpata con l'auto assieme ad altri amici, ora gravissima, è accaduto nel Veronese. Avevano partecipato ad una festa nella Malgavigna, poi nella notte il rientro verso casa. L'auto, con a bordo 6 giovani, tutti ventenni, è finita in una scarpata in località Tinazzo. A perdere la vita una ragazza, 5 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il gruppo era in una Ford Focus che per cause in corso di accertamento è uscita di strada precipitando per diverse decine di metri dalla strada bianca sulla quale stavano viaggiando. I 4 ragazzi seduti dietro sono stati sbalzati fuori dalla vettura, fra loro la giovane che ha perso la vita. Uno dei feriti è riuscito, secondo le prime testimonianze, a tornare alla Malga e lanciare l'allarme. Sul posto sono giunte subito 4 ambulanze e l'elicottero del SUME 118 abilitato ai voli notturni e i vigili del fuoco. 4 ragazzi sono stati portati in ospedale a Borgo Trento, a Verona, un altro a Brescia. Tutti i giovani sarebbero residenti a Bosco. Da questa tragedia al blitz invece avvenuto all'alba di No Global, attivisti dell'ambiente alla mostra del cinema, dunque la mostra del cinema che stamane non parla tanto di cinema ma di clima, e questo blitz con centinaia di persone sul red carpet occupato. Allora ci racconta quello che sta accadendo, quello che è successo Filippo Fois in diretta. Filippo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai detto tu, si è trattato di un autentico blitz che è scattato prima addirittura che sorgesse il sole, attorno alle 5 di mattina. È stato l'orario nel quale i primi 300 attivisti partiti dal Venice Climate Camp, un camping che in contemporanea con la mostra del cinema di Venezia sta trattando temi ambientali, hanno raggiunto e conquistato il red carpet. Poche ore dopo, tra le 5 e le 7, se ne sono aggiunti circa altri 200, qualche altro centinaio è arrivato più tardi, oltre a simpatizzanti, passanti, turisti che si sono uniti alla protesta, per cui possiamo dire che in questo momento al red carpet siamo all'incirca almeno a 700 persone, se non quasi un migliaio. Sono scene di contestazione che a Venezia, al Festival del Cinema, chiaramente non si vedevano da anni. Non vogliamo scomodare quello che accadde nel 68, negli anni 70, anche perché qui il clima, dobbiamo dire, non è assolutamente teso. C'è grossa collaborazione tra i manifestanti e le forze dell'ordine, manifestanti che in fondo chiedono solamente da parte del Festival del Cinema di Venezia, dalla vetrina internazionale della mostra del cinema del Lido, una chiara presa di posizione contro i cambiamenti climatici e quindi di rispetto all'ambiente. Oggi è l'ultima giornata, tra poco ne parlerete, è previsto anche l'arrivo di Mick Jagger. Per ora la situazione è tranquilla, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Per ora vi restituisco la linea. Grazie allora a Filippo Fois. Allora sentiamo uno dei protagonisti di questo blitz. Tante le realtà che sono presenti sul red carpet, tra queste anche i No Grandi Nave. Allora sentiamo alcune parole di Tommaso Cacciari proprio sul blitz di stamattina.
Almeno per oggi questo posto non parlerà di star, di vestitini da sera, di scollatura, di gossip, di motoscaffi, di un stroffino, ma parlerà dell'unica cosa veramente importante in questo momento, ed è un pianeta che brucia. Non lo diciamo solo noi, lo dice la scienza unita, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, lo dice la Banca Mondiale, lo dice l'ONU, non c'è più tempo. La mostra del cinema sembra l'orchestrina del Titanic che suona mentre la nave affonda. Noi siamo qua per interrompere l'orchestrina e per dire a tutti i passeggeri che la nave sta andando contro un iceberg. Parole chiare, insomma, quelle di Cacciari, ma la politica è entrata di prepotenza al Lido da ieri sera in realtà, con le parole che hanno creato un dibattito, anche polemiche, dell'ex leader dei Pink Floyd, Roger Waters, alla mostra del cinema per presentare Us Plus Them, il documentario sull'ultimo tour che richiama una storica canzone, Us and Them, di The Dark Side of the Moon, l'album più famoso dei Pink Floyd. Ebbene, alla mostra del cinema per presentare questo documentario sul tour, essendo Roger Waters da sempre un personaggio molto schierato politicamente, inevitabili le domande anche sull'Italia, e Waters ha parlato di Salvini e anche dei migranti. Sentite le sue parole che hanno creato anche delle polemiche, sentite. I confess that it's not a great area of expertise, and I haven't given a great deal of thought to the new coalition because I know very little about them. I knew a little bit about Silvani. Thank God he's gone, at least temporarily, though there may be a resurgence of neo-fascism in Italy because it is burgeoning all over Europe. We now have Boris Johnson in the UK and Poland and Hungary and on and on and on. So we live through very trying times where the powers that be are succeeding more and more to keep ordinary people at each other's throats and in consequence maintain their political control over all of our lives and continue in their willful quest to destroy this beautiful planet that we all live on, and that those of us who care would dearly love to hand on to our children and their children and successive generations, because if we don't act collectively and resist the neoliberal and neo-fascist forces that is tearing the planet apart, there won't be anything left for our children and their children. So that's what I think. And they become desperate. That's why they drown in the Mediterranean. They don't drown in the Mediterranean because they want to come and steal your pizza. They drown in the Mediterranean because they're desperate. Desperate people, and they desperately want to save their children, save their lives. Queste le parole. Torneremo in chiusura di telegiornale a parlare della mostra del cinema, a collegarci per parlare invece della giornata della mostra del cinema, perché questa sera ci sarà la premiazione del Leone d'Oro, quindi c'è il Toto Leone, ma ci torniamo tra poco. Apriamo invece la pagina della cronaca, o meglio torniamo alla cronaca dopo il terribile incidente che abbiamo raccontato in apertura. Parliamo invece di un blitz dei carabinieri di Este che sono riusciti ad arrestare 3 persone perché ritenute responsabili di furti ai danni di anziani, facendo credere loro di essere medici o funzionari dell'INPS. 3 misure cautelari in carcere nei confronti di 3 indagati che senza alcuno scrupolo, carpendo la buona fede di persone anziane, soprattutto ultra novantenni, e spacciandoci per medici, funzionari INPS e dipendenti di società dei servizi, le raggiravano prima e le derubavano poi. La banda ha colpito nel Padovano ma anche in altre province del Veneto. Adesso invece per parlare di autonomia, è un tema sempre molto caldo. Come sapete il neo ministro degli affari regionali Boccia ha detto voglio vedere Zaia, voglio incontrare Zaia, ma di fatto ha suggerito che la via di questo governo dovrebbe essere la via emiliana, con meno materie rispetto a quelle chieste dal Veneto. Zaia ha risposto invece che non esiste questa soluzione, ma che appunto si vogliono le 23 materie, non si arretrenerà di 1 millimetro da questa posizione. Ieri a Treviso era presente ospite del convegno della Film CISL l'economista, uno dei più noti economisti italiani, Carlo Cottarelli, che ha parlato anche di autonomia, di questa impasse, di come si può uscire da questa impasse sull'autonomia, e ha parlato anche del programma del governo con tutto lo scetticismo del caso. Sentiamo allora le sue parole.
Questa rimane una questione grossa, perché lì bisognerebbe trovare un qualche forma di compromesso. Ci sono due questioni che riguardano l'autonomia. Uno è l'autonomia nella gestione delle risorse. Noi siamo più bravi a gestire le risorse, datecele a noi, le gestiamo meglio. Questa è la logica che è stata applicata anche alla sanità. Le risorse vengono dal centro della sanità. La cosa su cui è più difficile trovare un compromesso è quello di dire: noi non vogliamo soltanto l'autonomia nella gestione di questi soldi, vogliamo che questi diventino nostri soldi da qui in avanti, per cui se poi noi cresciamo più degli altri, questi soldi rimangono nostri, e questo rompe però quello che è stato l'approccio finora tenuto, per cui siamo in una nazione per cui le regioni che sono più ricche, siccome c'è una tassazione progressiva, pagano di più in termini pro capite di quello che pagano le regioni. Su questa seconda parte è molto più difficile da ottenere. Da quello che ho letto nel programma di governo si vuole sterilizzare l'IVA e poi fare tante altre cose. Si vogliono mettere soldi per le famiglie, per i disabili, per la scuola, l'università, che sono tutte cose giuste da fare. Cioè, il problema è come far stare insieme tutte queste cose. Mi sembra dal contratto che adesso si parli della riduzione del cuneo fiscale non come priorità per il 2020, però c'è anche la riduzione del cuneo fiscale. Allora, fare tutte queste cose senza aumentare il deficit secondo me non è possibile. A questo punto credo che l'idea sia quella di finanziare alcune di queste cose in deficit, cioè aumentando ancora il deficit rispetto al livello di quest'anno. E lì però bisogna vedere quanto spazio c'è. Secondo me personalmente dal punto di vista economico non c'è molto spazio. Queste le parole di Cottarelli, che abbiamo sentito parlato anche di autonomia, e l'autonomia è la grande sfida dei prossimi mesi per il Veneto. Ne parlerà lunedì sera alle 21:15, una puntata da non perdere, una puntata speciale di Ring, il governatore del Veneto Luca Zaia, che quindi torna a Ring per parlare di tante sfide appunto del Veneto, a partire da questa dell'autonomia, con un nuovo governo con cui discutere, e abbiamo già visto che l'inizio non è stato dei migliori, ma poi tanti altri temi per il Veneto nel futuro, le grandi opere, la pedemontana da portare avanti, e ovviamente anche le regionali 2020, un'altra sfida in questo caso elettorale e molto più politica. Dunque una puntata da non perdere lunedì alle 21:15 con il governatore Luca Zaia, che sarà appunto ospite di Ring. E a proposito di autonomia che sarà è il cuore della festa dei Veneti, che va in scena a Cittadella in queste ore, in questo weekend. Autonomia per il Veneto, forte di un referendum votato da oltre 2 milioni di persone. Sarà la 16ª edizione della Festa dei Veneti a ribadire nel momento clou della 2 giorni che si svolgerà a Cittadella nel fine settimana la richiesta che la Regione porta al nuovo governo. Apertura ufficiale sabato 7 settembre, cuore della festa il pomeriggio di domenica 8. Dopo l'alzabandiera marciana con il gonfalone con il Leone di San Marco a sventolare in piazza Piero Bon, un convegno dedicato all'autonomia. A dialogare Lorenzo Del Bocca, giornalista, il costituzionalista Daniele Trabucco e il direttore delle nostre reti Luigi Bacialli. Sull'autonomia troppo tempo è ormai trascorso, ribadirà con forza la piazza. Tutto il percorso è stato fatto nell'alveo costituzionale, è la stessa Costituzione italiana che ti permette di avere certe cose, ha già passato tutti i vari esami e non si capisce ancora perché non si possa iniziare a portare a casa qualcosa di concreto. Cioè, sembra che appunto gli ostacoli adesso a questo punto sono ideologici, non più legislativi. Noi non ci auguriamo, ma noi vogliamo che venga rispettata questa richiesta, questa espressione del popolo veneto. Il governatore Zaia è sul pezzo da 2 anni, continua ad insistere, purtroppo abbiamo avuto sempre degli stop. Ecco, non possono più essere accettati blocchi a questa autonomia. Un Veneto accogliente e laborioso, la cui storia merita di essere conosciuta, raccontano gli organizzatori della festa. La nostra cultura non è stata valorizzata come si deve, non è stata portata nelle scuole, non è stata fatta conoscere a tutto il popolo veneto, ma semplicemente agli appassionati come noi e come tanti altri. Però
c'è bisogno di farla conoscere. Durante la 2 giorni sarà possibile firmare per il riconoscimento della lingua veneta, ma accanto a riflessioni e battaglie ci sarà il divertimento, con banchetti, stand gastronomici e spettacolo, con un momento d'eccezione, la sfilata dell'influencer Mina Pirella con l'abito omaggio alla bandiera veneta indossato al Lido durante la mostra del cinema. Adesso torniamo a parlare del caso Ater, dei canoni di affitto e della nuova legge regionale. Dalla CGIL e dalla Sunia, il sindacato degli inquilini, arrivano 5 proposte, 5 punti per cambiare questa riforma. La Regione si è data tempo fino al 30 settembre per arrivare alla definizione dei correttivi sulla normativa dei canoni Ater. Così CGIL e Sunia hanno voluto sottolineare ancora una volta i 5 punti che a loro parere devono essere rivisti assolutamente. Si tratta, dicono, di correttivi mirati a risolvere la situazione di disagio economico e sociale che questa legge sta provocando a migliaia di famiglie anziani in primis. La prima riguarda l'ISEE per la decadenza che permette di rimanere nelle case Ater. Deve essere portata, dicono, a 30.000 euro, tenendo ben presente gli over 75 e i disabili. Ed ancora, una volta stabilito il tetto massimo per la decadenza, bisogna stabilire un tetto massimo di affitti che non deve essere superiore a quello del libero mercato. Non solo. Introdurre forme di franchigia laddove ci sono risarcimenti assicurativi o per malattie professionali o quote di TFR. La quarta, eliminare l'IVA perché in alcune regioni l'IVA non c'è, e riparametrare i nuovi canoni con una revisione della sopportabilità che noi riteniamo, quella calcolata dalle 109 variabili della Regione, non sia corretta. La quinta, va valutato in modo più puntuale quello che loro chiamano OMI, l'osservatorio medio degli immobili. Gli fa eco Alessandra Gava, segretario provinciale del Sunia, che punta l'accento anche su un'altra questione. Oltre al canone, infatti, uno dei problemi principali delle case popolari è quello delle spese condominiali. Molto spesso le persone hanno affitti bassi perché naturalmente sono calcolati sul loro reddito, ma sono inseriti in condomini o in case in cui le spese condominiali sono elevate. Quindi molto spesso questi nuclei familiari vanno incontro ad una morosità per spese condominiali. Questo ha fatto emergere un problema vero, il problema della casa per le persone, anche le persone che lavorano, che non riescono ad arrivare a fine mese, i giovani precari non riescono ad avere a casa. L'edilizia popolare deve servire anche a calmierare il prezzo delle case per le persone che lavorano e per le famiglie normali della nostra città. Altro problema, quello delle scuole che dal punto di vista delle aule spesso e dei docenti non sono pronte ormai all'inizio, alle porte dell'anno scolastico. È un problema che ad esempio in un comune della Marca Trevigiana hanno risolto, quello dei docenti, facendo salire in cattedra i giovani neodiplomati. Studenti e nastri di partenza per il nuovo anno scolastico ormai in procinto di iniziare con i problemi di sempre e dirigenti scolastici alle prese con giochi di incastro per far fronte alle aule insufficienti, soprattutto negli istituti superiori, e alla carenza ormai cronica di docenti. Problemi con i quali deve fare i conti anche l'ITIS Planck di Villorba, proprio ad iniziare dal nodo cattedre. Parecchie cattedre da coprire. Quello che mi impensierisce di più è per esempio la classe di di informatica, che per noi è una materia caratterizzante ed è una classe di concorso nella quale non ci sono più le graduatorie, nel senso che sono stati assunti tutti. Ma qui al Planck una possibile soluzione è già stata trovata e sperimentata con successo lo scorso anno. Quando avevamo delle ore residue abbiamo, una volta esaurita la lista di coloro che avevano dato disponibilità, siamo ricorsi a 2 ex alunni appena diplomati, pertanto quest'anno vediamo, ecco, se arrivano bene, altrimenti avremo un serbatoio a cui attingere, insomma, che sono i nostri ex. Insomma, l'anno scolastico deve iniziare al meglio senza creare disagi agli studenti, e l'obiettivo che all'ITIS si punta a raggiungere anche sul fronte aule, non sufficienti ad accogliere tutti gli studenti, il cui numero quest'anno è in netto aumento con 3 prime in più rispetto allo scorso anno. Metteremo in piedi un'architettura oraria che è basata sulla rotazione tra classi e laboratori, proprio per sfruttare
fino, mi verrebbe da dire, al minimo angolino della scuola, insomma. E così nell'emergenza spazi destinati ad altro vengono adibiti ad aule per le lezioni. C'erano delle stanze che utilizzavamo sostanzialmente per i colloqui, ecco, queste sono diventate delle aule di classi piccole. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia ed è rappresentato dai finanziamenti ministeriali pari a 750.000 euro destinati all'ITIS Planck e che hanno permesso di aumentare ed innovare i laboratori territoriali. Pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, andiamo a Jesolo adesso per parlare di Miss Italia, l'edizione numero 80 del concorso si è conclusa ieri sera con la vittoria di Carolina Stramare, alto 1,79 m, occhi verdi e capelli castani, 20 anni, di Vigevano, in provincia di Pavia, lombarda, ma con origini nella Marca trevigiana perché il nonno era partito da Valdobbiadene in questi giorni, in queste settimane, un po' di Valdobbiadene, insomma, ha tifato per, oltre che per le ragazze venete che erano in concorso, anche per questa ventenne di Vigevano, appunto originaria di Valdobbiadene. Allora vediamo e sentiamo soprattutto le primissime parole della nuova Miss Italia, appunto di origini trevigiane. Sentiamola. Ho pochissime parole da dire, sono estremamente emozionata, è stata un'esperienza unica e si è conclusa nel migliore dei modi e me la porterò sempre nel cuore. Alla mia mamma, che sicuramente ha sempre un occhio per me. La dedica dunque alla mamma scomparsa un anno fa per un brutto male, nelle parole appena successive all'incoronazione di Carolina Stramare, ma è un'edizione del Miss Italia, un risultato di Miss Italia che parla veneto anche perché al terzo posto è arrivata Sevmi Fernando, la giovane di Villanova di Campo San Piero che proprio nei giorni scorsi era stata oggetto di beceri insulti razzisti sui social. Sevmi Fernando risponde con un sorriso agli insulti razzisti che l'hanno resa protagonista suo malgrado delle ultime ore prima della finalissima di Miss Italia andata in scena ieri sera a Jesolo. La ventenne di Villanova di Campo San Piero ha infatti vinto la fascia di Miss Sorriso, arrivando terza nella Kermesse che ha celebrato nella località rivierasca veneziana l'80ª edizione. Il televoto ha premiato Carolina Stramare, ma la vicenda che ha coinvolto Sevmi ha scosso parecchie coscienze ed è balzata all'onore delle cronache nazionali. La padovana, accusata sui social di non rappresentare la bellezza italiana a causa delle sue origini cingalesi, era approdata alla serata finale con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Veneto. La Miss Italia adesso, torniamo al Lido di Venezia, andiamo da Lorenzo Maier questa volta, non parliamo della red carpet occupato, ma parliamo della ultima giornata e quindi un po' di quello che si vocifera potrebbero essere i vincitori. Lorenzo. Buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti voi. Siamo arrivati alla giornata finale della 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ovviamente in queste ore qui all'Eccelsior impazza il Torreone e dalle indiscrezioni che ho raccolto, ma vale la pena di ricordare che sono indiscrezioni, il film Joker sarebbe a un passo, mettiamo così, sarebbe a un passo dalla conquista o del Leone d'Oro, comunque risulterebbe tra i eletti dei premiati, e quindi il Joker è dato sezione in testa, seguito a Parma da Jacuzzi di Roland, che sono le sezioni ti sentiamo male, Lorenzo, ti sentiamo male, allora ti sento male, allora facciamo così, vedremo questa sera se le previsioni delle indiscrezioni sono esatte, c'era un problema di audio nel telefono. Allora comunque ci ha dato la notizia, insomma, si parla di Jacuzzi, di Roman Polanski o di Joker, il film con Joaquin Phoenix, che potrebbero arrivare alla Leone d'Oro a Venezia. Adesso invece parliamo di altre stelle, non del cinema ma dello sport, parliamo della mostra, in questo caso una mostra interattiva che ha aperto in Piazza Borsa a Treviso, nel Palazzo della Camera di Commercio, da ieri e andrà avanti fino al 6 ottobre, una mostra gratuita
che invece mostra le grandi stelle dell'NBA, del basket a stelle e strisce. Eccolo qui Larry O'Brien Trophy. Per poter stringere questo emblema, intitolato uno degli storici commissioner dell'NBA, ogni anno 30 squadre si danno battaglia sul parquet dall'altra parte dell'oceano. Lo spettacolo più bello del mondo e poco importa se negli ultimi anni l'esasperazione del tiro da tre e certi cambiamenti del gioco abbiano attirato le ire dei critici. L'NBA è sempre l'NBA, soprattutto se si guarda al passato leggendario. Palazzo Borsa, la magia è qui fino al 6 ottobre con NBA Overtime. La mostra con il tempo e contro il tempo, perché il basket è tempo. Il basket è arte, ma il basket è anche storia, e quindi a Treviso questa mostra è sia storia che arte, sia storia che movimento. Dunque non solo l'NBA di Kawhi Leonard, LeBron James e James Harden, o quella appena recentissima di Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e Tim Duncan, ma anche quella delle leggende degli anni 70 e 80, dalle incursioni di Julius Erving, Dr. J sopra il canestro, alle battaglie irripetibili tra Magic e Bird, a nomi indimenticabili come Kareem Abdul-Jabbar e Isaiah Thomas. Video e maglie, cappellini e memorabilia per appassionati e non solo. I giocatori sono sempre di più degli artisti perché con la mano, con questa mano qui a volte la usano come un pennello, oppure si muovono, giocatori di 2,10 m che pesano 120 kg, come dei danzatori di break dance. Senza dimenticare il rapporto privilegiato con Treviso, prima squadra italiana a sfidare i colossi NBA nella mitica amichevole Seattle Supersonics Benetton Treviso del 1984 al Pala Verde, e la bionda stella Jack Sigma a dispensare tiri e stoppate. E poi filmati, foto e maglie dei grandi giocatori e allenatori ex trevigiani che hanno spiccato il volo verso l'NBA, da Kukoc a Del Negro, da Bargnani a Garbajosa, da D'Antoni a Messina. E se di vintage parliamo, impossibile che all'inaugurazione della mostra, aperta dalle 10 alle 20 e gratuita, non fosse presente la voce di chi ha fatto appassionare generazioni intere alla palla spicchia stelle strisce, nonché uno dei più grandi coach della storia in Italia, alla guida di quella Milano che incrocia le armi anche con Treviso. La partita più che mi ricordo è che 81-82, che noi abbiamo vinto lo scudetto alla fine, e sono venuti loro neopromossi e quasi ci battono a San Siro, e Paolo Vazzoler, che è il vostro presidente, mi ricordo che ha fatto lui 5 canestri in fila a metterci in grave difficoltà. Come abbiamo vinto non lo so ancora. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo ancora instabile sul nostro territorio, a dire il vero tutto il weekend sarà caratterizzato dalla pioggia, ma vediamo intanto il dettaglio di sabato 7 settembre. Sul Veneto condizioni variabili, sin dal mattino avremo qualche temporale a carattere sparso alternato a pause maggiormente asciutte. Coinvolte dalla perturbazione saranno un po' tutte le province della nostra regione. Temperature ancora in calo, minime tra i 13 e i 18 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche schiarita in più al mattino, col passare delle ore però tenderà a peggiorare con temporali via via più diffusi. Temperature invariate, minime tra i 16 e i 20 gradi, massime comprese tra i 23 e i 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché simile, il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci localmente anche forti. Temperature minime sui 14 gradi, massime tra i 24 e i 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia della nostra emittente, arrivederci.